divulgativa sul ballo sardo. Cristiano è una persona estremamente competente, seria, quando si parla di ballo, se si gioca è giocoso, ma se si deve affrontare la questione in maniera scientifica è una delle persone più competenti che abbiamo qua in Sardegna. È anche ballerino? Sì, certo. non sembra, ma sì. Quindi questa sera assisteremo a questa lezione sull'ultimo secolo, sulle evoluzioni del ballo sardo. Bene, buona serata, Cristiano Cani. Grazie Pierluigi, grazie per l'invito soprattutto. Mi presento, sono Cristiano Cani, sono un appassionato di tradizioni popolari sarde, prevalentemente di ballo e abbigliamento tradizionale, e qui in questa slide vedete una panoramica di quello che faccio. Faccio conferenze sul ballo, sull'abbigliamento popolare, sulle foto d'epoca e l'abbigliamento popolare. Faccio dei laboratori con le scuole grazie all'aiuto della Sociolauneda Sardegna, del Federato di Selargius, di tante associazioni che collaborano con le scuole, e questa è la cosa che mi preme dire di più, perché i bambini sono la cosa più importante che abbiamo. Insegnare il ballo ai bambini, insegnare gli strumenti musicali sardi, farli costruire a loro con le canne è un qualcosa che gli rimarrà impresso, quindi anche se magari poi avranno altri interessi, sicuramente avranno un qualcosa che gli ricorda le loro radici. Quindi collaboro con tanti gruppi folk, ultimamente sto registrando delle puntate sul ballo tradizionale con Ottavio Nieddu per RTS, la trasmissione, la TV in sardo. La prima è andata sabato, quindi se volete vederle potete vederle anche su YouTube. Altro da dire, ho un canale di YouTube dove metto i video di balli di conferenze sia mie che fatte da altre associazioni. Ho un blog sui balli tradizionali dove metto le fonti dei balli, quindi tante notizie interessanti per capire da dove veniamo, e un gruppo di Facebook dove si danno buone informazioni sul ballo e sull'abbigliamento tradizionale. Questo in un bel po' di tempo, diciamo, perché c'è sempre da studiare e sempre da imparare. Iniziamo. Non potevo non iniziare con qualcosa di archeologico, visto che siamo in una bellissima associazione che parla prevalentemente di archeologia, e la prima fonte che abbiamo è quella porzione di piatto che vedete in alto a sinistra della cultura di Ozieri, di circa 5.000 anni fa. Gli studiosi vedono in questo piatto trovato a Monte d'Arcoddi una scena di danza. Non posso non citare il bronzetto etifaldico di Ittiri, che suona presunte launeddas. Non sappiamo esattamente se siano vere launeddas, perché non sappiamo come sono le ance, non sappiamo se hanno i buchi o no, però possiamo dire tranquillamente che sono dei progenitori delle launeddas, se non launeddas stesse. In basso il bronzetto che suona un corno da Genoni, in alto un bronzetto, un suonatore di flauto di pan di una collezione privata. Probabilmente questo dai miei studi si trova in un museo a Gerusalemme. Andiamo avanti. Andiamo all'epoca punica, il cippo proveniente da Tarros, che presenta una maschera bovina e 3 figure danzanti, e qui possiamo ricollegarci tranquillamente al nostro carnevale ancestrale. Una figura che suona una lira da Montesirai. Non parliamo dell'epoca romana, che abbiamo tantissime testimonianze sia di strumenti che di raffigurazioni di danze e di balli in generale. Passiamo direttamente alle catacombe di Sant'Antioco, dove c'è un bassorilievo con un pellegrino che suona uno strumento che parrebbe le nostre, lo chiamano questo strumento le bisonas, sarebbero le nostre benas, cioè le launeddas a 2 canne. Una delle fonti più importanti che abbiamo, ce l'abbiamo in una chiesetta di Zuri, chiesetta che è stata spostata pietra per pietra dal fondovalle perché stavano realizzando la diga sul lago Modeo e sarebbe stata sommersa questa chiesa, quindi negli anni 20 è stata presa pietra per pietra. In queste foto in bianco e nero che vedete sono proprio la chiesa prima del suo spostamento, e sulla parastra d'angolo tra la zona absidale e il fianco destro abbiamo questa mensola che vedete, con una teoria di persone che danzano, e con sull'estrema
sull'estrema destra un suonatore, qua non si vede bene ma sta suonando uno strumento a due canne. Alcuni studiosi affermano che questo non è un ballo ma è la rappresentazione del popolo, perché a Bergamo, nel palazzo di città di origine medievale, c'è questa raffigurazione sempre con queste foglie dietro a queste persone unite per mano. Però ci sono due differenze sostanziali, che in quella raffigurazione non c'è un suonatore, e secondo, qua stiamo parlando di una mensola, di una raffigurazione fatta in una chiesa, mentre lì è fatta in un palazzo pubblico. La chiesa era importantissima per i sardi all'epoca perché ci ballavano dentro le chiese, ballavano, mangiavano e facevano anche ben altro. Ce lo racconta Sigismondo Auquerre nella cosmografia del Munster del Cinquecento e dice proprio questo, che in Sardegna a quell'epoca erano ancora, tra virgolette, pagani, perché nelle chiese facevano tutte queste cose. E la Chiesa si è sempre opposta al ballo, perché lo considerava un qualcosa che distoglieva l'attenzione dalla religione. Poi diremo un aneddoto dell'Ottocento su questo. Fine del 400, retablo che era presente nella chiesa di San Francesco di Stampace, quello che rimane di quel retablo, adesso è la Pinacoteca Nazionale. Quello che ci interessa è l'angelo in basso a sinistra, perché sta suonando un flauto, un piffero con un tamburo, e questa iconografia la vedremo spesso nelle slide successive. Gli altri stanno suonando chitarra, eccetera, eccetera. Stessa tipologia, stessa iconografia la troviamo in una fornella della chiesa di San Bachisio a Bolottana, della metà del Cinquecento, ed è la seconda a sinistra, che anche qui suona un tamburo e un piffero, come nella precedente. Sono due fornelle che sono contrapposte all'interno della chiesa in due pilastri, e ai lati delle quali ci sono delle scene di ballo. Molto spesso gli studiosi pensano che queste siano dedicate alla fertilità. Qua vediamo ad esempio gli attributi maschili messi in evidenza, ma ricordiamoci che in quell'epoca il vestiario di quell'epoca utilizzava questa cosa di far vedere gli attributi maschili molto, per far vedere la virilità dell'uomo. Ricordatevi il film di Benigni con Troisi, anche loro Facciamo un salto e arriviamo ai primi dell'Ottocento, l'Atlante del viaggio in Sardegna di Alberto La Marmora, delle stampe realizzate da Giuseppe Cominotti e Enrico Gonine. Qua vediamo una bellissima scena di ballo del Capo di Sopra, quindi della zona di Sassari, accompagnato dal canto a tenore. Metà degli anni 50 dell'Ottocento, un bellissimo dipinto di Raffaele Arui, importantissimo come pittore per le iconografie, sull'iconografia che fa. Purtroppo questo quadro è andato distrutto durante l'incendio della Cappella della Sindone a Torino, perché era depositato in una stanza del Palazzo Reale proprio attigua alla Cappella della Sindone, e purtroppo tutto quello che c'era là dentro non c'è più. Per fortuna abbiamo almeno l'immagine. Accompagnano il ballo due suonatori, uno di launeddas e uno di tamburo, che vediamo anche in questa foto degli anni 50, e ancora oggi qualcuno lo fa durante la discesa dei candelieri a Sassari, nella Farada, quando portano i candelieri in giro. Anche qui ricorre quell'iconografia che abbiamo visto prima. Altro bellissimo dipinto presente alla collezione Piloni alla Biblioteca Universitaria a Cagliari, ballo in fila con suonatore di launeddas, è attribuito anche questo a Raffaele Arui. Per me non è lui, per me è il figlio Eugenio Arui. Ricordiamoci che padre e figlio sono i primi fotografi sardi in Sardegna, attivi dal 1844. Qua la particolarità è che abbiamo anche la custodia dello strumento delle launeddas su Stracasciu, che era una custodia in cuoio, perché le launeddas con l'umidità si scordano in un secondo, quindi dovevano essere protette e devono essere protette. 1861, Giovanni Marghinotti, festa campestre, questo era a Sassari. Anche qui gli studiosi dicevano che poteva essere Santa Greca di Decimomannu, Sant'Efisio di Nora, ma le ultime ipotesi protendono per San Lussorio di Selargius, per due motivi principali. Perché al centro dell'immagine ci sono due persone con abiti che si usavano a Selargius, e a fianco, alla loro sinistra, ci sono due ballerini di Bitti,
perché nel 1861 il parroco di San Lussorio era di Bitti. Quindi c'è un riferimento assolutamente voluto dall'autore in questo caso. Tra l'altro la chiesa che vediamo oggi è praticamente uguale a quella che vediamo nel quadro, manca solo un edificio che c'è alla sua destra, che è stato realizzato nel 1863 e quindi non poteva esserci in questo quadro. Fine dell'Ottocento, Simone Manca di Mores realizza tanti acquerelli, tra cui diversi sul ballo, ne facciamo vedere solo due. Questo è il ballo nazionale, detto ballutundu. Perché il ballo nazionale? Perché i viaggiatori dell'Ottocento, quando venivano in Sardegna, notavano due cose fondamentali: il costume nazionale dei sardi e il ballo nazionale dei sardi, su ballutundu, nelle varie varianti di ogni paese. Sempre Simone Manca di Mores, e torniamo alla solita iconografia con suonatore di piffero e tamburo, che ritroviamo, in questo caso con le Launeddas, in una foto poi realizzata a cartolina nei primi del Novecento di Oristano. E iniziamo a... Ho fatto vedere solo una panoramica di alcune fonti, ne abbiamo anche altre, ma è giusto per farvi capire da dove partiamo. Ogni paese aveva il proprio ballo, la propria musica, o comunque ogni territorio. Ad esempio pensiamo al Campidano di Cagliari, hanno un ballo in comune che è il ballo campidanese, okay? Però già all'epoca, nonostante il ballo fosse unico, si riconosceva la provenienza del ballerino, perché bastava una virgola diversa, che quelle di Salargius, quelle di Quartuccio, quelle di Settimo. Già oggi, che abbiamo ripreso l'utilizzo delle Launeddas in occasione dei balli, già oggi, dopo una decina d'anni, si iniziano a riconoscere queste differenze. Quando si ballava? Si ballava per le feste del patrono, dei santi, si ballava per carnevale. C'era sempre una piazza nel paese dedicata ai balli, Savrazza e Balluso, o comunque uno slargo dove si poteva ballare. E veniamo proprio al carnevale, una delle prime fonti, su Villa Cidro. Dice: le persone si riunivano tutte in piazza Lavatoio, e qua abbiamo una foto d'epoca di piazza Lavatoio. Tra questi c'era chi suonava la fisarmonica o l'organetto, e con questi suoni incominciavano le danze sino a tarda sera. Quando finivano tutti andavano a mangiare le frittelle, preparate dalle massaie che si alzavano al mattino presto per fare l'impasto e friggere all'aperto. Ancora oggi nella sagra delle zeppole nell'Arbolia si fa così: si frigge all'aperto e si balla. Qua abbiamo 4 delle tantissime immagini che abbiamo, delle tantissime foto d'epoca che abbiamo, giusto per farvi capire che tutta la Sardegna era coinvolta, da nord a sud. Qui abbiamo Rosei, Maracalagone, Sorani, un paese del Campidano che non siamo ancora riusciti a localizzare. Si ballava anche in occasioni private, per matrimoni, battesimi, o per feste private, quindi all'interno dei cortili, oppure per manifestazioni pubbliche, come queste due foto. Per l'arrivo a Cagliari nel 29 di re Vittorio Emanuele III furono organizzati balli ai giardini pubblici. Ma i reali, ogni volta che venivano in Sardegna, andavano sempre a Pirri a vedere il ballo, perché i pirresi erano considerati i più bravi. Quindi una delle mete di Carlo Alberto, eccetera, erano a venire proprio in Piazza Italia a Pirri a vedere il ballo. Quando si ballava a Cagliari? A Cagliari si ballava il 1° maggio, per Sant'Efisio, si ballava in Piazza Ienne e nel campo di Santo Nicolao, la chiesa di San Nicolò dei Napoletani, o San Nicolò in Campidoglio, che vedete in questa foto in alto della mia collezione. È una foto originale probabilmente del 1865, dove vedete una piazza del Carmine che ancora non c'è, e sulla destra vedete proprio una chiesa. Vediamo, scusate, ho sbagliato. Qua c'è proprio la chiesa di San Nicolò, che è stata demolita pochi anni dopo, e lì davanti si ballava. Si ballava al rientro di Sant'Efisio in attesa che arrivasse il santo a Giorgino presso il Ponte della Scaffa. Si ballava il 28 ottobre per San Simone, la Sailletta, e si ballava per la Purissima l'8 dicembre in Piazza Indipendenza, oppure nella parte finale di Buoncamino, attigua a Porta Cristina. Inoltre, qua non lo dice, queste sono notizie dell'Angius Casalis, del dizionario di geografico, economico, statistico di Somma Strada, Re Caro, eccetera, eccetera.
Si ballava comunque anche in occasione delle feste dei patroni dei gremi. A Cagliari esistevano circa una ventina di gremi, cioè di corporazioni artigiane, quindi macellai, bottai, orafi, argentieri. Ognuno aveva un santo protettore, come ad esempio i macellai, i scranazzelisi, come si diceva in cagliaritano, avevano San Bartolomeo e quindi si ballava per San Bartolomeo di fronte alla chiesa, o i lattai per San Rocco, e quindi c'erano anche altre occasioni di ballo. I gremi poi avevano l'obbligo di organizzare i balli per il popolo durante i matrimoni dei Savoia. Organizzavano sia i balli di corte, quindi danza delle spade, queste cose qua, e poi i balli per la piazza. Come si ballava? Con quale strumento? Si accompagnava con la voce, quindi col canto a tenore o col solista Bocchesola. A tenore si cantava a Boghe Ballu, a Saselia o a Salestra, a seconda della tipologia di ballo che dovevamo fare, o con gli strumenti tradizionali, quindi launetas, benas, tumbarinos, triangolo, chitarre nel 600, dal 600 in poi. Alla fine dell'Ottocento arrivano l'organetto e la fisarmonica, strumenti inventati in Austria negli anni 20 dell'Ottocento e perfezionati da Paolo Soprani, marchigiano, attorno agli anni 70 dell'Ottocento. Ancora oggi le Marche sono la patria di produzione della launetas a Castelfidardo con la Castagnari. Sono strumenti esterni che entrano di prepotenza in Sardegna, piacciono tantissimo e diventano parte integrante della nostra tradizione. Questo perché in questo caso è una tradizione flessibile, la tradizione si modifica col tempo, si evolve e chi la fa evolvere è la comunità che la persegue, che balla in questo caso. Si ballava solitamente in cerchio, appunto su ballutundu, con eccezioni. Vediamo qua sulla destra una foto di Busacchi dove la danza Busacchi, cosiddetta sannanza, si ballava in linea. C'erano delle regole non scritte, qual era l'ingresso al ballo, come dovevo approcciarmi con una donna, come la dovevo prendere questa donna, poi lo vedremo. Qual era l'educazione che bisognava tenere durante il ballo. C'era un'organizzazione dei balli. Per Carnevale, ad esempio ad Orgali, si ballava nelle cantine e si facevano i sozios de Carrasecare. In Campidano c'era Sazzeracchia. Sazzeracchia era quell'insieme di giovani non sposati che si quotavano per pagare il suonatore perché suonasse tutto l'anno in quel paese. Sì. Esistevano dei contratti notarili, l'ultimo che è stato trovato è della fine del 600, ma ne abbiamo tantissimi, dove c'è scritto per filo e per segno cosa deve fare, quando deve fare, come lo deve fare, se si ammalava quanto gli si toglieva, di tutto. Aveva 3 giorni liberi all'anno per andare nel suo paese a fare la sua festa, quindi era tutto assolutamente organizzato. Come si pagava? Una guarredrigu, cioè un po' di grano, un pezzo di maiale se non c'erano soldi. Come si imparava a ballare? In piazza. Guardavo qualcuno che mi piaceva, provavo a fare i primi passi, poi lo seguivo, riuscivo a ballare, mi mettevo a fianco a qualcuno, questo era il modo di imparare. E vediamo l'importanza dei documenti d'archivio. In molti paesi, tra la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, si è perso il ballo in piazza. Quindi oggi non abbiamo più nessuno che si ricorda i balli in piazza perché sono tutti morti. Forse negli anni '80 riuscivamo ad avere qualcuno che ancora aveva ballato in piazza. E quindi ci sono delle modalità del ballo che non ricordiamo più. Da questo punto di vista ci aiutano i documenti d'archivio, perché nelle cause penali, ad esempio, per capire il movente, eccetera, si descriveva l'intorno della caduta o il momento. E ad esempio c'è questa bellissima testimonianza a Sestu per i balli di Sant'Antonio da Padova nel 1862, dove arrivano questi 2 suonatori bravissimi da Ussana, quindi viene tantissima gente solo ad ascoltarli, e voi immaginatevi che all'epoca un cerchio di ballo era costituito da 100, 200 persone, quindi immaginatevi quanta gente c'era. E qua ci dice come funzionava il ballo, perché nelle varie testimonianze
praticamente due carabinieri fermano due ragazzi che vanno a prendere le ragazze per ballare, credendo che questi giovani stessero andando ad aggredirli. C'è una colluttazione, i carabinieri in terra, gli vengono rotte le divise, morale della favola, 6 mesi di carcere a questi due ragazzi. E comunque nelle testimonianze dice come funzionava il ballo, e dice: per poter ben capire l'andamento del fatto bisogna sapere che prima di riunirsi nel ballo i ballerini con le ballerine è costume ballare alcuni giri tutte le donne da una parte e tutti i maschi dall'altra. Dopo pochi giri le donne continuano il ballo, mentre i maschi cessano di ballare e va ciascuno ad unirsi alla sua donna che per lo più tiene già precedentemente invitata. Quindi cosa vedono i carabinieri? Vedono questo mezzo cerchio di ballerini che iniziano a correre verso di loro per andare a prendere le donne. Ok? Quando i maschi interrompono il ballo e vanno alle donne è proprio una confusione, è massima se il ballo è molto popolato, come accade nelle feste solenne. Qua abbiamo pagine e pagine di questa testimonianza bellissima, e abbiamo le testimonianze dei due giovani accusati, dei due carabinieri, di un carabiniere in borghese che era lì e del parroco che gli si spara perché a un certo punto prendono la sciabola, vogliono ammazzare i due giovani, quindi, no, per pietà, per l'amor di Dio, c'è scritto proprio questo, interessantissimo. Questo è un esempio di documento che possiamo trovare in archivio, anzi questo è anche leggibile, ce ne sono alcuni che addirittura a metà dell'800 sono ancora scritti in castigliano, quindi cose da mettersi le mani nei capelli. Però questo ci dice ad esempio che infrangere le regole era una cosa gravissima, poteva portare anche a dei ferimenti, a degli omicidi, oppure in questo caso al lancio di frutta. 1818, 12 luglio, balli a Selargius, arrivano questi ragazzi da Quartuccio e cominciano a lanciare, mentre si ballava, un pezzo di coccomero, fichi, pere, un altro gettò una grossa cipolla che ferì un altro selargino sopra il petto, insomma, immaginate cosa poteva essere. E questa testimonianza venne redatta da un notaio che scrive alla fine: un insulto di questo fatto alla presenza del pubblico merita certamente un codegno castigo, non solo per l'ingiuria sofferta dagli esponenti, ma perché con questo si poteva compromettere la pubblica tranquillità. Ci tenevano molto che i balli si svolgessero in quiete, eccetera. C'erano sempre delle figure dei carabinieri a controllare, perché bastava un momento che succedeva la rissa. Monserrato, qui abbiamo invece il caso di un omicidio. Una lettera da Poli Pirri, che è il Monserrato come si chiamava all'epoca, ci narra una scena luttuosa avvenuta in quel comune il giorno 16, stiamo parlando dei balli dell'Assunta ad agosto. Mentre nella pubblica piazza molti paesani d'ambo i sessi ballavano nel pomeriggio il ballo sardo. Due fratelli vollero impedire che un giovinotto facesse coppia con la loro sorella. Non sia mai. Guai. Di cui sorse disputa animata tra due fratelli Picciau, l'altro danzatore Argiolas ed un quarto. Per 4 volte i contendenti furono con non lievi sforzi separati, ma alla quinta l'Argiolas fu mortalmente ferito con pugnale. E con uguale arma furono anche feriti i fratelli Picciau. La sera, accompagnato dai carabinieri, si recava sul luogo il pretore di Calarca per istruire il processo. Ce ne sono tantissime di queste cause penali. Qui invece parliamo del Sazzerachia, Capoterra, 1851. Era sorta disputa nei pubblici balli che si tennero in Sabbia Manna, nella via principale, quindi c'era sicuramente lo slargo dove si ballava, perché il giovane Fisio Congio aveva ordinato allo zamponiaro Giuseppe Boi, cioè il suonatore di Launeddas, di suonare come era in obbligo, al posto di un estraneo che stava annoiando gli astanti, cioè i ballerini, mentre un certo Michele Pinna, appartenente alla categoria dei coniugati, quindi non appartenente a Sazzerachia, si era opposto. Si noti che il Boi era contrattualmente obbligato a suonare le Launeddas per i giovani di Capoterra. C'era quello di suonatore, se ne arrivava un altro, via. Non era pagato, quindi... E quindi iniziamo a vedere il passaggio dal ballo in passato al ballo odierno. Il ballo in passato era un fatto percettivo, la forzolia della coscienza, dove la parola chiave era dovera o era obbligo, ed è soprattutto pertinente alle società
arcaiche, diciamo così, dove si ritualizzava e si sacralizzava il ballo. Ci si sentiva obbligati a partecipare a questi eventi. Perché? Perché si doveva far parte della comunità. Chi era escluso dalla comunità? I carcerati, gli ammalati e le vedove. Le vedove erano assimilate ai carcerati praticamente. Potevano uscire solo la mattina alla prima messa, fare le 2 commissioni e tornare subito a casa. Sì, veramente era una tragedia diventare vedova all'epoca. E quindi il ballo era una cosa seria. Perché era una cosa seria il ballo? Perché era l'unico momento della vita quotidiana di quella comunità dove si poteva avere un primo approccio tra uomo e donna, anche solo visivo. Tant'è vero che chi gioca il passo nel ballo è il maschio, non la femmina. Guai che la femmina osi ballare un po' più movimentata, veniva considerata una donna di strada. Così come la donna troppo truccata, donna di strada. Non che in passato non ci fossero i trucchi, ma questo è il motivo per cui quando si usa l'abito tradizionale non si deve accedere col trucco, altrimenti veniva considerato veramente come una donna di strada. Oggi cosa è diventato il ballo? Non è più quella situazione, oggi abbiamo tanti modi di divertirci. Quindi da fenomeno che prima si chiamava liminale secondo gli antropologi, oggi diventa liminoide, cioè che gli assomiglia, dove la parola chiave è volere, scegliere. Io scelgo di ballare, scelgo di andare a teatro, scelgo di guardarmi la TV, ho tanti swaghi e scelgo io. Quindi è vero che poi magari il ballo rimane quello, ma c'è una reinterpretazione a livello cognitivo, perché non vado più a ballare per farmi vedere da quella ragazza, vado a ballare per divertirmi. Quindi è la stessa cosa? Visivamente sì, a livello sociale no, non sarà mai più quella cosa, ma perché la società si è evoluta, e in questo caso si è evoluta perché è arrivata la rivoluzione industriale, ed è arrivato il tempo libero. Primi cambiamenti, i balli civili, così chiamati, non che i nostri non fossero civili, ma i balli civili erano valzer, polche, eccetera, balli di corde, dove si toccava di più, e quindi era allettante fare quei balli, quindi inseriamo un ballo civile nella serata di balli, fino allo stravolgimento, facciamo solo balli civili e ballo sardo. Così si è iniziato a perdere il ballo in piazza. Il fascismo è stato quel momento in cui c'è stato un primo cambiamento non voluto da una comunità, e quindi stiamo parlando di una tradizione che si interrompe perché non voluta dalla comunità, non ha scelto il popolo di cambiarla. Come? Il fascismo doveva far vedere solo il bello agli occhi del mondo, quindi eliminiamo ad esempio gli abiti giornalieri, e a Sant'Efisio partecipano solo i cosiddetti abiti da sposa, che non esistono. Gli abiti da sposa ci siamo inventati noi, ci si sposava con l'abito più buono che si aveva. Quindi chi era ricco aveva l'abito di gala, come quella ragazza che avete visto prima di Monserrato, quell'abito costava quanto una casa, attenzione. Chi non aveva quei mezzi economici si sposava con l'abito più bello che aveva, che magari era il giornaliero di quelli ricchi. Ok? L'abito da sposa arriva molto più tardi, così come la fede, arriva nell'epoca fascista la fede. In basso a sinistra, la foto del 1934 di Iglesias, non si nota bene, però c'è un ballo in tondo, dove la faccia non si rivolge verso il centro, ma verso gli spettatori. Quindi c'era un primo esempio di esibizione, di spettacolo. Abbiamo detto che tra le due guerre si smette praticamente di ballare quasi dappertutto, con eccezioni, e nel dopoguerra si creano i primi gruppi folk, sono del 53, se non ricordo male, di numero, insomma di epoca fascista, che si riunivano per fare queste cose, e comunque nascono ufficialmente i gruppi folk attorno alla metà degli anni 50. Inizia il boom economico, inizia ad esserci il turismo. La regione fiuta che c'è qualcosa da poter prendere e utilizza le manifestazioni che già c'erano per attirare i turisti, e assieme a queste vengono implementate con altre, e parliamo quindi di Sant'Efisio, cavalcata sarda, che prima si faceva solo in onore di un personaggio importante e diventa cadenza annuale,
e il Redentore. A queste si aggiungono la Sagra degli Agrumi di Muravera, il matrimonio mauritano e il matrimonio selargino, per aumentare l'offerta. A queste si legano i balli, perché ogni manifestazione poi prevede dei balli, addirittura per il Redentore fino a, se non ricordo male, 20 anni fa, c'era proprio la gara di gruppi folk. E quindi tutto questo nasce perché bisogna spettacolarizzare, dobbiamo far offrire qualcosa a un pubblico. E qui vediamo i primi esempi, qua in alto vediamo i balli civili, ad esempio, a Sassari, o le prime coreografie nel 1956, i balli per Sant'Efidio, che all'epoca si facevano all'anfiteatro romano. Quindi balli con già coreografie. Cosa fanno i gruppi folk? Modificano il ballo, che viene destinato a un palco, quindi non più una piazza, non c'è un gruppo di persone attive, ma ci sono delle persone che guardano un gruppo di persone che fa qualcosa. Quindi aboliamo il ballo tondo perché è antiscenico, velocizziamo il ballo perché è più divertente, aggiungiamo coreografie, stelle, giravolte e quant'altro. Quindi non c'ha più quel valore rituale che aveva il ballo e diventa un qualcosa di artificiale. E solo chi ha potuto vivere il ballo in piazza si rende conto di questo. Esistono delle interviste di un bellissimo documentario che si chiama Badadoris dell'associazione Sunus Degana di Samazzai, dove a fine del documentario si intervistano questi anziani negli anni '80 e gli chiedono: ma il ballo del gruppo folk? Loro rispondono: ah, bello, ma non è suo ballo nostro. Così. Io sono di Samazzai, così. Quindi abbiamo la certezza che i gruppi folk hanno fatto altro. Hanno stravolto. Quindi diventa un souvenir turistico, un prodotto vendibile. La parola folklore, che aveva un significato ben preciso, che deriva da due parole scozzesi, folk e lore, cioè sapere del popolo, sarebbe tradotto letteralmente, ma in realtà vuol dire studiare, divulgare una propria tradizione, questo vuol dire folklore. Da questo significato si trasforma in spettacolo, cosa che non è mai stato. E quindi da un qualcosa di tradizionale a un qualcosa di commerciale. E quindi si dà via all'eccesso. Più uno eccede, più prende l'applauso del pubblico, più... E qua vediamo alcuni di questi eccessi. In alto vediamo una ragazza del Campidano di Cagliari con un pseudo abito di gala, che a chi non conosce l'abbigliamento tradizionale sembra anche bello, ma per me è un orrore quello che sto guardando, perché ha gioielli inappropriati, ha un velo che è una tendina da bagno di plastica, un colletto che non si è mai visto, quindi ok, questo è il problema, che chi guarda non sa più cosa sta guardando. È un cavallo bardato talmente tanto che non vede più. Qua in basso a destra vediamo una tracca con un raga di cartapesta. Cioè, siamo arrivati a fare questo, siamo arrivati a regalare l'agnellino al vescovo durante Sant'Efidio o lanciare le caramelle in una processione, perché Sant'Efidio è una processione, ricordiamoci. Cantare trallallera nelle tracas, sì. Ma non nelle processioni? No, ma infatti le tracas non sono in processione. Non... Nelle tracas in questo caso non sono in processione. Io le farei guarire il giorno prima. Però, vabbè, sono gusti questi. Conoscenza del ballo. Prima solo i gruppi folk facevano vedere il ballo, poi è qualche fortunato che aveva una telecamera negli anni 60, chi poteva permettersela, o qualche foto, punto. Fine anni 70 nasce Videolina, nascono le emittenti private e contestualmente nasce Sardegna Canta. Ogni martedì e ogni domenica in replica, all'inizio erano canti in re, canti logudoresi, qualche ballo, poi molti bar, e ne abbiamo visto di cotte e di crude, cose anche belle, per carità. E nascono anche le prime scuole di ballo. Internet, croce e delizia, nel senso che tutte le cose, se usate male, vanno male, e se usate bene, vanno bene. I social network creano un'offerta enorme di qualsiasi contenuto, tra cui anche i balli sardi. Il canale di YouTube, il mio canale di YouTube assieme a quello del mio maestro Tonino Boni, che siamo amici ancora, che abbiamo iniziato assieme a diffondere i nostri video che facevamo in piazza,
Oggi abbiamo 33 milioni di visualizzazioni, milioni, cioè in Sardegna siamo 1,6 milioni, e per un contenuto così di nicchia è tantissimo, vuol dire che c'è interesse sul ballo e su questa tematica. Quindi non più solo ballitu, solo passo torrao generico, ma riusciamo a vedere anche balli prettamente locali di quel paese, ballo e ferrere di Teti, ad esempio, okay? Sul Chimbirino di Bolottana, che solo lì lo ballano, e chi mai c'è andato a Bolottana a vederlo? Io, sì. Però, insomma, quindi iniziano a diffondersi anche questi balli, vengono conosciuti, e nelle scuole di ballo si insegnano anche questi balli. Poi vedremo come. Quali sono le tendenze? Abbiamo detto appunto che il ballo in piazza è una tradizione flessibile, cioè si può modificare, perché è chi balla che decide cosa ballare e con chi ballare, con quali strumenti. Quindi è in continua evoluzione. Qui non possiamo dire niente, lo vedremo alla fine, questo nelle conclusioni. In passato c'era un suonatore che faceva i balli del paese e stop. Poi già i primi suonatori, Francesco Bande o Mondo Vercellino, iniziano a girare per le piazze e portano i balli degli altri paesi. Francesco Bande andava, non so, a Macomer, ecco il ballo di Mamoiada, il passo torrao di Mamoiada, da cui sa Mamoiadina. Ok? I gruppi folk hanno avuto un merito grande, che è quello di mantenere la vita sociale del paese, quella è la funzione principale che ha avuto il gruppo folk, e che all'epoca non c'era questa dedizione alla verità, non ci si pensava, quindi è anche perdonabile da un certo punto di vista. Non succede niente se si fa un errore, io dico sempre, io per primo faccio errori. L'importante è riconoscerli e modificare quello che ho sbagliato. Oggi sappiamo che si può fare molto di più, studiando, vedendo anche senza studiare, o affidandosi a qualcuno più bravo di noi. E quindi c'è la possibilità di cambiare quello che di male è stato fatto in questi 50 anni, perché purtroppo la maggior parte dei balli è stata modificata per il piacere del pubblico che non gli interessava che venisse cambiata, attenzione. Esistono però per fortuna alcuni paesi dove il ballo resiste, non si è mai fermato. Qua abbiamo due bellissimi esempi, in basso abbiamo Collinas. Questa foto a colori l'ho fatta quest'anno, neanche un mese fa, per Santa Maria in Giargia, boschetto sacro dove non si può raccogliere il legno perché è della Madonna. E lì fanno i balli con le launeddas, una meraviglia. Oppure queste sulla destra, Martedì Grasso a Seneghe, Sasandanza, su Martis de Agoa, dove le donne in quel giorno, che vedete qua, nella prima foto in alto, con gli uomini davanti e le donne dietro, toccano la spalla con l'uomo con cui devono ballare per rendergli il favore, perché nei giorni precedenti hanno ballato con gli altri uomini, quindi il giorno devono ballare con tutti gli uomini con cui hanno ballato i giorni precedenti, da San Sebastiano fino alla domenica di Carnevale. E il ballo funziona con un vai e torna nella piazza, col suonatore al centro o su un tratto, cioè il tenore di Seneghe, e alternano su ballo seneghedo, che è una forma di campitaneese molto evoluto, è diventato un ballo a sé, alternato con la danza. Bellissimo, se non ci siete mai andati il martedì andate a Seneghe, il Martedì Grasso, è una meraviglia. La diffusione, quindi verso internet, come ho detto, favorisce ancora di più l'interesse sui balli. Aumentano le scuole di ballo, nascono i migranti coreutici. Io sono un migrante coreutico secondo gli etnomusicologi, cioè vado in quel paese a capire quel ballo. Aumenta il numero di serate, per fortuna. Qua in Campidano fino a 15 anni fa, se non per Sant'Efisio non c'era niente. Domani si balla a Sesto, dopodomani si balla a Villassora, ad esempio, e a Serramanna. Ma ci sono tantissime occasioni di ballo adesso anche in zona di Cagliari. Appunto, quindi si organizzano serate di balli dove non si ballava più. E oggi non c'è solo il suonatore di launedda, il suonatore di organetto, il suonatore di fisarmonica, ma ci sono anche gruppi dove ci sono anche nuovi strumenti che possono piacere o meno, ma anche qui stiamo parlando di una tradizione flessibile, quindi chi sono io per dire che tu il piano elettrico non lo devi mettere?
Se piace, non dipende solo. Se non piace e la comunità non andrà a ballare. Problematiche. Non c'è più la cultura del ballo. Se non sono io che conosco e non lo insegno nei miei corsi di ballo, chi di quelli che impareranno a ballare sapranno comportarsi bene in piazza? Quindi le informazioni sono ancora poco condivise. Siamo ancora poco attenti alla divulgazione, stiamo migliorando la situazione. C'è un'eccessiva folclorizzazione, ecco questo è un termine negativo. Stiamo folclorizzando tutto. Chissà i nostri bisnonni, trisnonni, se tornassero in vita cosa direbbero. Queste corna. C'è la modifica di alcuni balli da parte delle scuole di ballo. Non so se lo conoscete, che è famosissimo, su Asse 13, di Novedo Santa Vittoria. Non si balla in cerchio, si balla in coppia. Perché si balla in cerchio? Perché le scuole di ballo di Oristano lo facevano in cerchio perché era più facile da insegnare. Ma se quel ballo non si fa così, perché lo devo ballare in cerchio? E c'è da dire che molto spesso anche le amministrazioni non sono molto collaborative. Stiamo parlando di cultura, attenzione, il ballo è cultura, la nostra cultura, un pezzo fondamentale. Quindi le amministrazioni comunali devono rendersi conto che stiamo perdendo una parte della nostra cultura. In più stiamo assistendo anche a una, tra virgolette, regionalizzazione dei balli. In ogni paese si fanno i balli di quel paese e i balli di tutti gli altri paesi. È giusto o sbagliato? No, si fa. L'unica cosa è che comunque mantengono ancora la loro localizzazione. Ballo tundu di Perfugas, su ballo a tre passos di Dorgali o di Galtellì. Quindi sappiamo che quel ballo proviene da quel paese, per fortuna, dico io. Aspetti positivi, si inizia ad avere un po' di consapevolezza, perché comunque, soprattutto nei giovani si trova questo, che sono molto collaborativi, sono desiderosi di capire cosa stanno facendo, attraverso le buone informazioni, quindi, che iniziano a diffondersi. Questo è un caso di buona informazione. Si moltiplicano, come abbiamo detto, le occasioni di ballo, aumentano il numero di suonatori e ballerini. Il numero di suonatori, negli anni 80 avevamo 5-6 suonatori di Launeddas, stavamo per perdere le Launeddas, oggi ne abbiamo più di 300. Bravi, meno bravi, ma almeno sanno di cosa stanno facendo. Poi se prima 5 ce n'erano uno bravo, adesso almeno 10 ce ne saranno, no? Su 300. Non diciamo quelli di Organetto che superano i 1000. C'è la riscoperta in zona di Cagliari del ballo con le Launeddas, che è difficilissimo, perché ha diversi passi all'interno del ballo e ogni passo devi seguire quello che fa il suonatore. In una nota devi capire quando cambiare il passo, ed è veramente difficile. Ci vogliono anni per capire questa cosa. E c'è da dire che molti gruppi folk e associazioni folcloriche sono molto più attente. Molti hanno addirittura deciso di eliminare coreografie, di fare il ballo così come in passato. Come ho detto prima, non si potrà mai fare quello, perché comunque siamo su un palco e non su una piazza, però questo non vuol dire che possiamo permetterci di fare quello che vogliamo. Se io devo far vedere un qualcosa relativo al passato, cioè una tradizione rigida che non si evolve più perché non la si fa più quella tradizione, e quindi se un gruppo folk si veste con l'abito, col costume, che è una parola che si può dire tranquillamente, non è vero che è una parola negativa, costume. Su costume lo dicono anche le signore, quindi non c'è problema. Ma dico, chi veste l'abito tradizionale e va a ballare, deve ballare in quel periodo che sta rappresentando, ok? Perché sto facendo vedere quell'arco temporale. Io non stiamo parlando di ballo in piazza, attenzione, ballo in piazza è un'altra cosa. Come avete visto c'è stata una biforcazione. Un ballo in piazza che ha perseguito la sua strada, per fortuna in alcuni paesi dove si è mantenuto e in altri dove sta tornando. In maniera differente, non lo sappiamo, anche lì l'importante è che stia tornando. Ci stiamo riappropriando di questa tradizione. E poi c'è il gruppo folk che dovrebbe fare una determinata cosa, che magari fa altro, che però sta facendo il suo.
Questa è la differenza. E quindi si parla di responsabilità. Il gruppo folk appunto deve contestualizzare quello che sta facendo. Se io uso un abbigliamento tradizionale che nel migliore dei casi va dagli ultimi anni del Settecento, perché prima ci si vestiva in un altro modo, fino ai paesi più fortunati come Busaki, dove ancora oggi qualcuno veste ancora in costume, ma pensiamo nella maggior parte dei casi fino alla prima e seconda guerra mondiale, quello è l'arco temporale. Il gruppo folk deve far vedere quello, perché la parola folklore vuol dire appunto studio e divulgazione di quella tradizione. Vuoi fare altro, vuoi fare coreografie, liberissimo di farle, togli la parola folk, gruppo teatrale, va benissimo, perché sono anche bravi, non si mette in dubbio la bravura, la passione, ci vogliono anche soldi per fare queste cose, attenzione. Quindi, però basta essere onesti. Io mi presento sul palco e dico cosa sto facendo. Sto cercando di arrivare a quella verità in cui non arriverò mai, però ci sto provando, lo dico. Vi voglio far divertire? Facendo il lancio dello shuttle, lanciando persone in aereo, facendo pirouette con le ballerine? Lo dico, vi faccio divertire. L'importante è che chi guarda e che non sa cosa sta guardando abbia due almeno informazioni per capire se quello che sta vedendo è un qualcosa che si faceva in passato o no. La stessa cosa lo dobbiamo dire per le scuole di ballo, bisogna avere responsabilità in quello che si fa. Io prima di iniziare i corsi di ballo ho aspettato anni perché non mi sentivo pronto. Poi ho detto no, va bene, io ho una responsabilità e preferisco prendermela questa responsabilità. E io queste cose che vi ho detto oggi, ridotte un po' all'osso, le dico tra un ballo e l'altro, vi dico cos'è Sazzeracchia, come ci si comporta, qual è la presa della mano che vedremo adesso. E quindi lo studio delle fonti è importantissimo. Questa foto bellissima di Sestu del 1905, balli in onore dell'arrivo in paese di Cesare Pascarella, pittore e poeta romano. In questa foto abbiamo 2 suonatori di Launeddas, un suonatore di Sulittu e 3 prese delle mani differenti, intrecciate ma qua non si vede, con le coppie molto strette, se si parlava di moglie o fidanzato ufficiale. Presa normale se si trattava di un parente stretto o di un amico fidato, presa per il fazzoletto che non doveva esserci il tocco neanche della pelle per le persone strane. Questa era la comunità all'epoca, la società dell'epoca, era molto rigida. Poi magari di notte facevano quello che volevano, ma alla vista degli altri dovevano essere ligi e rigidi. Okay? Questo è solo un esempio, ne abbiamo tantissimi. E quindi anche le pubblicazioni già esistenti, i documenti d'archivio, le notizie date dai viaggiatori dell'Ottocento, ne abbiamo tantissime. Abbiamo notizie sul ballo a Pirri, veramente tante, ne abbiamo una ventina almeno. Una delle più belle è del Deleser, quello che ha fatto le prime foto paesaggistiche in Sardegna nel 1854, che scende da Porto Torres e arriva a Cagliari, fa 40 foto di cui 21 a Cagliari e parla del ballo di Pirri e fa pagine e pagine descrivendo gli anziani che ballano, i giovani che ballano, come ballano, in che modo. Conclusioni, dai, ce la facciamo, no? Quindi non possiamo conoscere la naturale evoluzione di un ballo in piazza, perché è la stessa piazza che deciderà come andrà avanti in futuro. Oggi sappiamo che ci sono determinate cose, ci sono i gruppi etnici, c'è il suonatore col suonatore di Launeddas, e se andranno vuol dire che la piazza e quindi quella comunità che balla li avrà accettati e proseguirà. Oggi si può fare questo, ma si deve anche conservare quello che c'era prima e non c'è più, e questo deve essere affidato ai gruppi folk, senza dubbio, e anche a chi insegna il ballo, perché è giusto che diffonda queste notizie. Quindi il ballo di ieri, affidato ai gruppi folk, e il ballo di oggi di piazza possono sicuramente coesistere. E questa è la mia naturale evoluzione. Potete vedere prima un abito che potrebbe essere neanche di carnevale, talmente faceva schifo. Questa è quella del 2008, è la prima volta che mi hanno vestito, che io non sapevo niente. Pensate che il ricamo della camicia era attaccato a nastro biadesivo. Questo è quello, dopo 11 anni di studio,
sono arrivato a quel punto e continuo ancora a migliorarmi. Quindi questo vuol dire studiare anche le proprie tradizioni, vuol dire fare in modo che riusciamo a dare rispetto a quello che era il nostro passato e ai nostri avi. Con questo ho finito e vi ringrazio. Grazie.